We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in questa puntata di Chiacchiere Caffè che chiude questa settimana di appuntamenti, una puntata devo dire che ci permetterà di sfogliare pagine molto affascinanti, quindi partiremo da un libro e nella seconda parte invece vedremo di creare un ponte virtuale con l'Africa grazie ad una nuova associazione che si è costituita in Veneto. Partiamo però subito dalle pagine del libro, pagine da sfogliare, vi presento l'autore di questo libro che si intitola Silenzio amico, la bellezza della clausura al tempo di Internet. L'autore è Giampiero Beltotto, benvenuto. Buongiorno a voi. È un libro, dicevo, affascinante, anche perché ci porta all'interno di un mondo che molti di noi probabilmente o danno per scontato o hanno dimenticato, hanno un po' rimosso dalla loro coscienza anche religiosa. È un libro che ha radici lontane, però, se non sbaglio. Sì, parliamo prima del mondo che non conosce la clausura. La clausura è un elemento essenziale della vita, dell'esperienza e della storia del mondo cristiano. Il mondo cristiano nasce nel silenzio, nella contemplazione. Poi ce ne siamo dimenticati perché la cultura egemone ci ha fatto dimenticare i fondamenti della nostra cultura e della nostra esperienza. Fa di tutto perché ci si dimentichi. Il libro nasce da un'antica frequentazione e da un'esperienza precedente editoriale che fu importante per l'anno in cui venne scritta, che era il 1970, era l'inverno del 1979, quando un paio d'anni fa, anzi, un regista di Taranto mi chiese di trasformare quel testo in un oratorio scenico, lo facemmo. Lavorando su quel testo mi accorsi che mancavano tante domande che quando avevo 25 anni non avevo fatto e che adesso che ne ho quasi 60 ne avevo proprio voglia di fare. Ecco, tra l'altro lei ha un'esperienza molto lunga come giornalista. I giornalisti sono vecchio. Beh, insomma, qui potremmo disquisire per molto tempo. I giornalisti hanno comunque anche questa curiosità, questo desiderio di indagare, di entrare nelle pieghe delle realtà che vanno a conoscere. Ma non è vero, mica Beh, tutti. non tutti siamo d'accordo. È rimasta a pochi, io sono tra quei pochi, sì, certamente. Perfetto, quindi l'atteggiamento con cui si è avvicinato a questo mondo è stato questo, quindi certo, infatti una curiosità di certo. fondo che fa parte anche di una vocazione al giornalismo che poi si è portata avanti per molti anni. Quindi di vocazione in vocazione lei è entrato in contatto di nuovo con questo mondo per cercare di rispondere in particolare a quali domande che erano rimaste così sospese per tanti anni. No, tanto non di nuovo, io ho sempre mantenuto un rapporto epistolare, telefonico, e sono andato spesso a trovare le mie amiche, prima di Vitorchiano e poi di Valserena, sono delle cistercensi della stretta osservanza. Le domande che erano rimaste inevase erano tantissime, perché il primo libro era sostanzialmente un racconto della loro vita. Invece in questa esperienza appunto di Silenzio Amico avevo molta più voglia di chieder loro conto dei grandi temi, no? La vita, la morte, la politica, il radicarsi di una nuova civiltà, no? La civiltà della tecnica. Non la stanno scoprendo né Emanuele Severino, né tantomeno quegli altri filosofi che dicono che il cielo è vuoto. La civiltà della tecnica si sta impossessando dei gangli vitali della nostra mente,
perché noi non facciamo tutte le domande e non ci facciamo tutte le domande che sarebbero necessarie per affrontare gli strumenti che, lasciati da soli, diventano padroni di noi e della nostra mente. Quindi è fondamentale porre delle domande, porre delle questioni e cercare anche qualche risposta. Indubbiamente. Queste donne, in primo luogo che hai incontrato, come si sono rivelate in questo senso? Curiose, appassionate, in cerca di scoperte, di nuove occasioni anche di interazione con un mondo dal quale non si sono mai staccate di fondo, perché penso che l'equivoco nasca da questo, che noi pensiamo che la clausura sia un mondo altro. In realtà è un mondo che comunque si relaziona attraverso strumenti diversi, come per esempio può essere la preghiera, con il mondo in cui tutti noi viviamo. Ma faccio fatica a rispondere a questo, nel senso che nella mia formazione, che è stata all'interno diciamo, di un cristianesimo certamente vissuto in modo militante e senza complessi di inferiorità, la clausura fa parte di quel mondo contemplativo che è il cuore di ogni esperienza cristiana. Non esiste esperienza cristiana che non abbia come suo cuore la contemplazione. Purtroppo ci siamo abituati a questa roba di preti psicologi, lavoratori, avvocati, insomma fanno di tutto, manager, fanno di tutto. Devo dire che poi alla fine dovrebbe rimanere il sacerdote che fa il sacerdote, che educa la sua comunità alla fede. C'è scritto nel libro che insomma Gesù non è venuto per quelli buoni, perché se fosse venuto per quelli buoni probabilmente non avrebbe trovato di che fare, è venuto per gente come me e quindi con tantissimo da fare. E queste donne sono donne che decidono una vita separata rispetto al contesto sociale da cui provengono, non è una vita strana, non hanno particolari stranezze, non hanno due nasi, ma fanno certamente e svolgono un'azione sociale, politica, all'interno del loro carisma. E il loro carisma è la contemplazione. Carisma, lo diciamo così per quelli che è la loro chiamata specifica, così come c'è gente che è chiamata, ci sono persone che sono chiamate alla contemplazione, così ci sono altre che sono chiamate al fare. Io sono più chiamato al fare evidentemente, ma se le due parti non si intersecano, avviene un cortocircuito a tutto discapito della presenza dei cristiani nel mondo. Indubbiamente. Indubbiamente, si parlava appunto di contemplazione, forse la vicinanza, anche l'interazione con l'esperienza di queste donne l'ha confermata nell'opportunità per ciascuno di noi di ricavare dei tempi di contemplazione, di non dimenticare il silenzio amico. Ogni tanto forse dovremmo prendere esempio nella nostra vita dall'esperienza di queste donne. Ma guardi, io di mestiere faccio la comunicazione. Infatti sembrerebbe in contraddizione questa cosa. È un mestiere, è una professione purtroppo frequentata da tanti dilettanti allo sbaraglio. Chiunque faccia questo mestiere sa che è necessario avere dei tempi di silenzio, di studio e di ritorno al sé, perché se non c'è questo la comunicazione è soltanto il chiacchiericcio vacuo. Certo, il talk show televisivo aiuta, certo la assoluta incoscienza con cui si entra dentro la rete e si frequentano i social network certamente ci abituano al chiacchiericcio di fondo, ma il chiacchiericcio di fondo sta costruendo, ahimè, delle strutture sociali
che derivano non dalla riflessione, dalla capacità, dalla competenza, dal silenzio, ma derivano dal chiacchiericcio, dalla superficialità e quindi dalla grossolanità con cui poi si fanno le cose. Certo. L'esperienza che lei ha vissuto insieme a queste donne è un'esperienza che è diventata libro ed è un libro che potrebbe aiutarci come? È una lettura che può diventare strumento per noi di che cosa? Guardi, è un libro potentissimo. Io consiglio a tutti di metterselo sul comodino, in modo tale che ogni sera ne leggano dei pezzi. Non è un romanzo, è un libro complicato, difficile, perché affronta in modo serio dei temi che ciascuno di noi ha dentro, la vita, la morte, perché facciamo delle cose, perché ne facciamo delle altre. Ma la potenza con cui queste monache entrano dentro gli aspetti reali della vita, con un giudizio assolutamente profondo e tagliente, ne dà un utilizzo assolutamente necessario. Io l'ho definito, in un incontro che ho fatto, l'ho definito un piccolo breviario di resistenza umana. Bisogna resistere a quello che ci capita intorno, bisogna resistere alla paura incondizionata, al panico che ci viene indotto dalla lettura dei giornali, dalla televisione, dai guru, dalle mode orientaleggianti, dal tutto fabbrica. Bisogna resistere. Non siamo fatti solo di sciocchezze e di vacuità. La risposta non può essere soltanto una barzelletta. La risposta è mettersi seriamente di fronte a noi stessi. Io fra poco muoio, perché la biologia dice questo. Posso arrivare alla fine della vita senza aver nemmeno provato ad affrontarla seriamente, ma per affrontarla seriamente ho bisogno di strumenti. Questo è uno strumento. Queste donne in che cosa l'hanno sorpresa di più e in che cosa invece di contro l'hanno confermata? Guardi, sono donne capaci di sorridere, primo. Secondo, sono donne che ti confermano nel fatto che sarebbe bello essere cattolici anche se Dio non esistesse. Questa è un'espressione... L'hanno usata con me, la ripeto. È un'espressione impegnativa anche. Ma come impegnativa? Dovrebbe essere di tutti i momenti per uno che si dice cattolico. Noi siamo cattolici, ripeto, non perché siamo buoni o costruiamo i pozzi in Sahel, che sono cose assolutamente straordinarie e chi le fa ha tutta la mia ammirazione, ma tutti possono fare pozzi in Sahel. Ma impegnativa nel senso che richiede quella capacità di introspezione, di rivalutazione del silenzio, di analisi, di approfondimento che ormai non appartiene più a questo tempo. No, guardi, richiede la voglia di voler vivere. Richiede la voglia di voler vivere e non di lasciarsi vivere. E questa anche è un'espressione che dovremmo far diventare, scrivere e tenere anche questa sul comodino. Richiede la voglia di stare insieme col proprio bambino di 6 anni, cercando di saper giocare con lui con la stessa serietà con cui il tuo bambino gioca. Che anche questa non è più... Vedi che sto dicendo cose di tutti i momenti? Apparentemente ovvietà, però non lo sono. Sono ovvietà. Non lo sono. Si parlava di comunicazione prima, lei ha assunto da poco un ruolo nuovo proprio. Il 1° gennaio. Quindi Lo proprio, abbiamo comunicato per evitare il chiacchiericcio dei giornalisti. A proposito di chiacchiericcio, esatto. Quindi verrà formalizzato con l'inizio del 2013 questo rapporto molto stretto con la Fenice. No, non molto stretto, vado in busta paga dalla Fenice. Sì, non è un rapporto molto stretto. Ovviamente è molto stretto nel senso che la Fenice diventa la sua possibilità, esatto, di esprimere questa attitudine alla comunicazione che fa parte di lei da sempre. Sì. Una sfida in qualche modo per rendere ancora più appetibile un teatro che in teoria dovrebbe essere amato forse molto di più di quanto non sia amato ora. Guardi, io sono entrato in Rai nel 1982 e c'era ancora l'abitudine di dare i Longines d'oro
a quelli che erano rimasti in azienda per oltre 30 anni o 35, adesso non mi ricordo, e già allora mi parevano delle meste cerimonie, perché uno che dopo 5 anni non si annoia un po' delle cose che ha fatto, vuol dire che in qualche misura si lascia vivere sul lavoro. Certo. Io ho fatto un'esperienza straordinaria, bellissima, di cui gli sarò sempre grato con l'attuale presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Quando è arrivata la possibilità di fare un mestiere diverso, in un mondo assolutamente diverso, quindi di accogliere una sfida professionale incredibile, perché la Fenice, non so se lo sapete, ma la Fenice è il primo teatro italiano, non è la Scala. Il primo teatro italiano in produzione è la Fenice ed è il 30° al mondo ed è uno dei luoghi di maggiore attrazione internazionale che ci siano in Italia. Il fatto che il suo sovrintendente e il presidente del consiglio d'amministrazione, che è il sindaco di Venezia, mi abbiano chiesto di ricoprire un ruolo che appunto non avesse nulla a che fare ovviamente con la parte artistica, ma che fosse capace di incentivare la presenza di questo teatro nel mondo, mi ha gratificato, lusingato, e alla fine ho detto di sì. Non si poteva probabilmente Non si poteva non dire dire di no. di sì, vista questa opportunità. Quali sono allora, secondo lei, i punti di forza di questo teatro, quindi quelli che verranno probabilmente potenziati, e viceversa i punti di debolezza in questo momento di questo teatro Guardi, straordinario? la Fenice ha 3 grandi momenti di forza, che sono Venezia, Venezia, Venezia. Certo. Perché Venezia è naturalmente una delle capitali del mondo e nell'essere una delle capitali della cultura italiana è certamente quella più conosciuta in alcuni mondi che amano l'Italia in modo particolare. Penso alla Cina, quando sono stato a Shanghai sapevano dire 3 cose: Venezia, San Marco e la Fenice. Allora, San Marco lo sapevano dire per via di Marco Polo, naturalmente. Certo. Bene. Allora, rispetto a questo, la Fenice è il cuore pulsante, reale, di una fabbrica della cultura che sta nel cuore della città più importante nel mondo. Questa mi pare essere la sua maggiore forza. Poi abbiamo Potrebbe essere anche naturalmente... la sua maggiore debolezza? Venezia, Venezia, Venezia? Boh, sì, nel senso che poi ci sono tutte le contraddizioni di una città così Sì. complicata da raggiungere, però guardi, siamo 7 miliardi, noi abbiamo, la città mi pare che faccia 21 milioni di turisti ogni anno e credo che ci siano 6 miliardi più o meno di individui che sono in fila per venire a vedere Venezia, acqua alta o no, difficoltà di spostarsi o no, difficoltà di raggiungerla o no, quindi abbiamo una È un lunga problema fila, relativo, diciamo che se tutti sostanzialmente. che se questi fossero tutti i problemi li avremmo già risolti. Risolti. L'altro grande punto di forza invece è il fatto che ha i conti in regola, è una fabbrica della cultura che ha i conti in regola e quindi a partire da questo non posso che essere d'accordo con il direttore del quotidiano di Venezia, Pappetti, che sul Gazzettino scrive: non si capisce perché il capo dello Stato vada a Milano, adesso non ci va, ma insomma generalmente va da Milano e non venga a Venezia. Perché Venezia e il nord-est sono oggi uno dei punti di riferimento della cultura europea. Perché allora il capo dello Stato non va a Venezia? Che cosa è mancato? Ma probabilmente intanto perché la forza e la capacità di attrazione che hanno i milanesi sono straordinari. Io mi sono formato a Milano, so esattamente quanto Milano sia capace di attrarre, di essere forte. Dall'altra parte probabilmente il fatto di avere 6 miliardi di persone in fila mette tutti in una condizione un po' più comoda. Certo. Devo dire che invece la feroce determinazione del Consiglio di amministrazione, del Sindaco di Venezia, del Sovrintendente, di avere conti in regola, dimostra e dà il contesto perché tutte le istituzioni nazionali si rendano conto che aiutare Venezia non è aiutare Venezia e basta, ma è aiutare la cultura italiana a uscire, il sistema cultura a uscire dalla secca del lo Stato mi deve dare i soldi.
perché se qualcuno mi dà i soldi, chi dà i soldi è padrone. Su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Rilanciare la Fenice, anche se non ha bisogno evidentemente di rilanci, ma potenziare la forza di questo teatro nel mondo significa fare cultura, educare alle produzioni di questo teatro, alla storia di questo teatro, al fascino di questo teatro. Quali sono da questo punto di vista magari gli interlocutori più stimolanti, il pubblico che potrebbe dare le maggiori soddisfazioni? Guarda, intanto la Fenice, ripeto, è una fabbrica e dentro la fabbrica ci sono dei lavoratori straordinari, degli artigiani straordinari, dei creatori di cultura straordinari, sto pensando all'orchestra, il coro, Certo. le masse, sto pensando alla signora che lavora sulle scarpe, sto pensando alla relazione che c'è fra il teatro e il suo carcere, perché sono alcune carcerate che danno le camicie che poi sono quelle che vanno in scena. Quindi intanto stiamo parlando di una roba vera, cioè è una fabbrica ed è, se non sbaglio, la fabbrica più importante della città. Secondo, questa fabbrica e questa gente, perché le fabbriche sono fatte di persone, come diceva Adriano Olivetti, questa fabbrica e questa gente sono assolutamente il cuore pulsante di una città che si presenta al mondo. Terzo, il livello della produzione. Ora, che questo teatro, unico in Europa, abbia fatto una doppia apertura dedicata alla più gravosa opera di Giuseppe Verdi, che è l'Otello, e alla più bella, secondo me, opera di Wagner, che è il Tristano, dimostrano che al sistema fabbrica corrisponde un sistema di qualità culturale che non ha uguali. Tanto è vero che altri teatri devono accontentarsi di molto, ma molto di meno. Quindi la qualità darà la misura anche della potenza di Non questo darà, teatro. la qualità ha già dato. Ha già dato, ma perché, darà sempre di più. No, le segnalo che ieri sul più importante quotidiano inglese è uscita una recensione della doppia apertura appunto di Otello e del Tristano assolutamente straordinaria. Quindi non darà, ma continuerà a confermare. Beh, questo ce lo Cambio auguriamo naturalmente, perché l'espressione. guardi che ogni serata la Fenice si gioca la faccia. E quindi questo continuerà a confermare. Noi siamo certi che c'è tutta la buona volontà e tutta la capacità e tutta l'intenzione di confermarlo tutte le sere. Anche perché la quantità di repliche, di prime, insomma di produzione teatrale non è uguale in Italia. Beh, abbiamo detto prima che quanto a produzione è il teatro Sì, in perché assoluto più significativo. Perché fare uno spettacolo buono, credo che in tanti siano capaci, e fare una stagione eccezionale che dimostra l'eccellenza. Certo, certo. E su questa osservazione dobbiamo purtroppo terminare la nostra chiacchierata, perché abbiamo finito il tempo che avevamo a disposizione. Ringrazio Giampiero Beltotto per averci fatto compagnia, averci fatto sfogliare le pagine di questa nuova fatica editoriale che è Silenzio Amico, la bellezza della clausura al tempo di Internet. Lo ringrazio anche, ecco, stiamo vedendo la copertina del libro, edito da Marsilio, certo. Stiamo vedendo infatti la copertina del libro in questo momento. Lo ringrazio anche per averci fatto passeggiare all'interno del teatro della Fenice di Venezia, di avercela raccontata da dentro, e speriamo di avere altre occasioni per accompagnarla in questo percorso, in questa nuova sfida professionale. Grazie allora a Giampiero Beltotto. Con voi invece ci rivediamo tra pochissimo e vedremo di percorrere invece questo ponte verso l'Africa. Vi aspetto. E ci spostiamo adesso verso l'Africa, perché oggi andiamo a conoscere una nuova associazione che è nata in Veneto e che vuole creare questo ponte proprio tra il Veneto e il Camerun in particolare. Si tratta di una onlus che vede due dei suoi protagonisti, due dei suoi creatori proprio in questo studio. Ve li presento subito. I nomi sicuramente li pronuncerò in maniera non corretta, chiedo scusa ai nostri ospiti. Si tratta di Collins
pronuncia Juimou. Juimou. Sì. Juimou, ecco, vediamo, mi metto Sì. un accento scritto. Collins, tu sei il presidente Sì, sono presidente dell'associazione Onlus Veneto Veneto Cameron, Camerun. sì. Presentiamo anche chi è venuto con te, che invece è Rotgan Nambo. Nambo, sì. Che è segretario invece di Segretario, questa sì, associazione che è certo. proprio appena nata, Collins. Sì, quindi abbiamo creato l'associazione Onlus Veneto Cameron il 20 settembre 2012. È stata registrata all'Agenzia dell'Entrata che si trova al campo Sant'Angelo a Venezia, Sì. che è vicino all'Accademia. E insieme a altri, quindi eravamo 4, anche adesso siamo sempre 4. Però speriamo che questa cosa diventi Sì, sempre sì, più grande, più grande, ovviamente. certo. Sì, C'è un vicepresidente anche che magari sì, ricordiamo. c'è un vicepresidente che è italiano, si Esatto. chiama Guido Tondato e lui vive a Mestre. Ecco, tra l'altro, scusami se ti interrompo, Certo. Collins, voi vedrete in sovrimpressione nel corso di questa chiacchierata l'indirizzo con un numero di telefono per chi fosse interessato a contattare l'associazione e vedrete anche in sovrimpressione l'IBAN del conto corrente che è stato aperto dall'associazione per sostenere le attività, perché Collins, tu sei arrivato dal Camerun quando in Italia? Sono in Italia da circa 4 anni e mezzo e studio in economia aziendale, quindi l'associazione non è la mia attività principale, ma è un'attività molto importante per me perché ci sono tante persone che abbiamo lasciato lì in Africa, in Camerun, e che hanno bisogno di sostegno. E pensiamo che tramite questa associazione possiamo provare di fare qualcosa al nostro livello con i contributi di quelli che vorranno dare qualcosa qui in Italia. Volevo sentire anche da Rotgan, tu quando sei arrivato in Italia? Sono arrivato qua al 2009, circa 4 anni fa. Studi anche tu qui in Italia o sei arrivato per altri motivi? No, sono arrivato qua come lavoratore, però non ho lavorato pochissimo e adesso sto facendo un corso, ho appena finito un corso per operatore sociosanitario. Sì, ho appena finito un mese fa e adesso devo aspettare e trovare un lavoro, quindi l'associazione non è il mio lavoro. No, è qualcosa che fate con il cuore. Con il cuore. Con il cuore. Voi avete lasciato le vostre famiglie Certo. in Camerun? Sì, abbiamo lasciato le famiglie in Camerun. Quindi siete arrivati da soli e siete in contatto con il Camerun, perché proprio le vostre radici sono rimaste là. Certo. In qualche modo. Spesso chiamiamo, anche spesso mandiamo mail, perché è importante. E quindi Collins, scusami se ti interrompo di nuovo, perché il Camerun, per noi che viviamo in Europa o comunque anche negli altri continenti, dà l'idea di essere un paese che non ha problemi. Questa è la sensazione che abbiamo, perché è un paese avanzato. No, è una sensazione sbagliata, davvero. Molto sbagliata, però. Sì? Puoi prendere la parola. Perché sembra che vada tutto bene, che sia tutto a posto, che non ci siano conflitti, che non ci siano problemi. Sì, certo che i conflitti non ce ne sono. E Conflitti la amati pace, no. Esatto. Conflitti amati no. Ma quello che ci sono tante cose che non vanno e da tanti anni. Vuol dire che c'è un governo lì da tanti anni. È 30 anni, no, che c'è il presidente. Da 30 anni che c'è il presidente. Sempre lo stesso presidente. È lo stesso, sì. Sì. E che da 30 anni c'è un presidente, si chiama Paul Biya, e allora non è che le cose in 30 anni sono andate avanti. Quello che tante volte c'è tanti funzionari del nostro governo in Camerun vuol dire escono, vanno all'estero, vengono qua in Europa, ma tornano e secondo me non ci sono grandi cambiamenti. Quindi non è stata fatta una grande politica di sostegno per il popolo, per la popolazione. Quali sono i problemi del popolo camerunense? La povertà, per esempio? Sì, c'è una grande povertà e ci sono anche tante persone che non hanno mezzi per farsi curare. Per farsi curare, sì. Sì. Perché spesso negli ospedali, quando ci sono per esempio incidentati della strada che arrivano
prima di curare gli incidenti. Le persone che hanno avuto gli incidenti Incidenti stradali. stradali, sì. Allora il medico chiede, fa un elenco, ho bisogno di questo, questo, questo. Allora se la famiglia non può pagare subito, allora Diventa pericoloso perché sicuramente sicuramente l'incidentato muore. Perché, allora, quindi Quindi la sanità è a pagamento, È a in sostanza, pagamento. quindi Sì, chi a ha pagamento. i soldi Chi ha i può soldi essere si fa curato. e tanti non hanno mezzi di Ma pagare. che tipo di economia c'è in Camerun? È un'economia Sì, agricola? in grande parte è basata sull'agricoltura, ma abbiamo anche imprese, ma non tante imprese. E perché le imprese, ci sono anche tante imprese che hanno chiuso le porte perché spesso il governo chiedeva tante tasse. Quindi prima aveva anche alcune imprese europee che erano lì in Camerun e ci sono tanti che hanno chiuso Perché non potevano più, troppe non avevano tasse. sufficienti soldi per pagare le Sì, tasse sì. per sopravvivere in qualche Sì, modo. quindi la nostra organizzazione è un'organizzazione umanitaria, quindi vogliamo fare nell'umanitario, andare a aiutare il popolo, distribuire riso, pasta, vestiti, costruire centri di formazione per erogare gratuitamente formazione a giovani che chi ha voglia soprattutto. sì, Certo. sì, e che girano per strada e quindi abbiamo lo scopo di aiutare, quindi senza guardare quello che fa il governo. Quindi voi volete diventare un sostegno Sì, diretto per proprio la quella è la popolazione. parola. Ricordiamo, Sì. nello statuto sono elencate anche le Tutto le elencato. priorità. Sì, sì. Come diceva Collins, c'è la Sì, costruzione in Camerun di centri di formazione, Sì. c'è anche l'idea di creare delle borse di studio per Sì, sostenere esatto. magari gli studenti che non hanno i mezzi per sì. poter andare avanti. Avanti con la scuola. Esatto, diceva Collins che un altro degli obiettivi appunto è quello di raccogliere mezzi di prima necessità, risorse, beni alimentari per esempio, vestiario, queste cose che servono alle persone anche per vivere dignitosamente il loro quotidiano. Sì. Poi c'è comunque la volontà di creare un ponte fra il Veneto e il Camerun, Sì. quindi creare delle attività anche qui in Italia per far conoscere il Camerun. Quindi vogliamo fare anche scambi di volontari fra il Camerun e l'Italia, quindi se per esempio ci sono italiani che sono interessati a scoprire un po' l'Africa nera, Anche perché il Camerun ha tantissime risorse sì, abbiamo naturali, tante no? risorse tantissime naturali, risorse petrolio, oro, anche cuivro, diamante. Diamante ce ne abbiamo anche. Sì. Sappiamo in Africa dietro i diamanti quante cose brutte comunque sono venute fuori, comunque le risorse ci sono e potrebbe essere quindi una Un'opportunità. nazione interessante per chi vuole investire, per chi vuole creare delle attività. Sì, certo. E Quindi all'inizio, se per esempio ci sono italiani che vogliono andare in Camerun anche solo per fare turismo, noi possiamo anche servire di guido. Possiamo servire gratuitamente anche di guido turistico e quindi accompagnare, sì, accompagnare gruppi o quelle persone. persone, sì, gruppi di italiani. E quello che spesso facendo viaggi di gruppo, i biglietti d'aereo non costa troppo perché Certo, sono Soprattutto quando si sono più prenota un bassi. po', quando si prenota un po' più, diciamo 2 o 3 mesi prima, sì. puoi Certo, avere un quindi biglietto un po' meno caro. c'è la Sì. possibilità di risparmiare, quindi, Per risparmiare. e voi vi offrireste per Fare guido. raccontare il Camerun, per fare le guide. Ecco, Sì. giustamente. E lì abbiamo due capitali che sono Abbiamo Douala che è la capitale economica e poi Yaoundé che è la capitale politica. Politica. sì, a Douala c'è un grande porto dove arrivano tutti i giorni dei container, delle Container. macchine, tante robe che escono dall'Europa e Douala è fatta su una pianura, quindi lì è tutto piatto. Allora che a Yaoundé è una città di montagne. Di montagna. E Quindi ci sono tantissime situazioni diverse Sì, anche diversi, dal punto di vista infatti geografico. si proprio. chiama l'Africa in miniatura. Il Camerun si chiama Africa in L'Africa in miniatura. Perché c'è tutto. Sì, c'è perché tutto quello che si trova in Africa, sia in cultura, in tradizione, in clima, si trova un po' di quelli in Camerun. Per esempio, prendo solo un esempio,
in Camerun abbiamo due lingue nazionali, il francese e l'inglese, e fuori queste due lingue nazionali abbiamo circa 250 dialetti. Dialetti. 250, sì. Sì. E allora, quando prendo sulla parte sud del Camerun, gli abitanti del sud Camerun, ci sono alcuni che parlano la stessa dialetto che gli abitanti del Gabon. Gabon e Quindi lì proprio c'è c'è il confine, Sì, sì, sono vicini. sì, sì. Quindi in Camerun si parla sia il francese che l'inglese, Sì. tutti conoscono sia La il lingua francese che l'inglese? ufficiale sia il francese che l'inglese. Quindi quando vai in ufficio sia parli in francese sia parli in inglese. Ti Quindi rispondo. voi conoscete entrambe queste Entrambe lingue queste e due questo lingue. è per tutta la popolazione È del per tutta la Camerun? popolazione. Già alla scuola si insegna l'inglese, si impara C'è la l'inglese. doppia lingua? C'è la doppia lingua. Si vous voulez, nous pouvons parler en français. Non, je ne compris pas. Si, mais vous pourriez apprendre petit à petit, c'est pas un problème. Beh, questo era così, un sorriso che abbiamo fatto. Sì. C'è una cosa che mi incuriosisce anche nelle attività che volete portare avanti. Formazione di gruppi teatrali, che non è una cosa molto frequente tra gli impegni che si pongono delle onlus, delle associazioni che vogliono aiutare un paese a crescere. Come mai questa attenzione per il teatro? Ok, rispondo in due punti. Allora, quello che ci sono tanti lì in Camerun che hanno potenzialità dalla loro nascita, che sono nati con delle potenzialità che Dio ha dato. Allora, ci sono tanti che possono fare teatro. E ho visto che qui in Europa, sì, in Europa ci sono a tanti loro piace vedere il teatro, spesso andare al teatro in fine giornata e anche tanti turisti a Venezia, a loro piace andare al teatro. Ne parlavamo Quindi, prima proprio. sì, per questo io ho avuto l'idea che anche lì in Camerun, come ci sono tanti che amano fare teatro, possiamo formare anche dei gruppi teatrali lì in Camerun, loro fanno teatro e spesso loro possono anche venire a fare delle Quindi la rappresentazioni. cultura può Sì. diventare uno strumento, perché uno è abituato a pensare diamo lavoro, facciamo formazione, invece anche la cultura può diventare un'occasione per... Anche per vivere, anche per... Sì, infatti. Perché quindi se formiamo gruppi teatrali lì in Camerun, perché ci sono tanti ragazzi che sono bravi, allora all'inizio loro possono fare CD, filmati con camera CD e mandare qua anche qua a Tele Chiara e mostriamo il lavoro che loro hanno fatto e con il tempo loro possiamo anche, se ci sono anche sponsor italiani che vogliono anche vedere di persona quei gruppi teatrali, possiamo fare... Voi li portate, li sì, accompagnate. portare sì, con anche... l'autorizzazione anche dell'ambasciata italiana che si trova a Yaoundé. Quindi proprio una cosa molto, Sì, molto ufficiale, molto, sì, molto sì. seria. Vogliamo molto, fare molto tante rigorosa. cose piano piano, ma tante belle cose. Certo, allora io vi ricordo che durante questa chiacchierata avete visto in sovrimpressione il nome dell'associazione, appunto Associazione Onlus Veneto Camerun, avete visto l'indirizzo della sede che è una sede provvisoria ancora, Sì, perché per il momento è avete provvisorio. bisogno di trovare. La sede in questo momento è in via Magnasco 32/1 a Mestre. Il sito C'è è da un numero- fare, il sito internet è ancora da fare. Però fra c'è un po'. numero di telefono. Sì, C'è un numero di telefono. C'è un numero di telefono che è il sì. 340 83 97 012 per chi volesse conoscere di più, volesse associarsi, volesse sostenere l'associazione in qualche modo, per chi ha cose anche da dare. Poi avete visto che Banca Prossima, Gruppo Intesa San Paolo, ha messo a disposizione questo IBAN che non ve lo leggo perché è lunghissimo, quindi lo vedete in sovrimpressione, ve lo trascrivete per sostenere economicamente l'associazione. La causale ovviamente sarà associazione. E ogni tanto faremo un punto, come si dice, un bilancio per vedere cosa le persone hanno dato, i lavori che abbiamo fatto lì in Camerun. E quindi la prima cosa da fare, l'una delle prime cose sarà di costruire la sede in Camerun. Certo. Ma la fortuna che abbiamo è che il costo di costruzione in Camerun non è come qui in Italia. In Camerun
qui in Italia una casa di 2 camere, prendiamo per esempio che costa 120.000 euro, in Camerun costruisce una casa anche di 10 camere, penso. Quindi c'è un Costa- costo della vita molto più basso Sì, più basso, rispetto a molto più basso quello- rispetto a qua. Quindi a quello ogni che sia in tanto Italia. speriamo bene che le persone danno contributo per il nostro progetto e ogni tanto faremo un rendiconto e anche se ci sono sponsor che vogliono spostarsi dall'Italia per venire a vedere quello che abbiamo fatto, per noi sarà un grande piacere. Ecco, perché l'idea è anche quello di Sì. favorire degli scambi che siano imprenditoriali, Sì, commerciali, sì, quindi culturali, fare in sì. modo che anche il Camerun usufruisca delle opportunità, della creatività, della capacità imprenditoriale magari Sì, di imprenditori italiani. Certo. Certo, e quindi faremo anche mostre, organizzeremo anche delle mostre, convegni, e sia delle esposizioni sia in Camerun che sia qua In in Italia. Italia. Quindi io per esempio ogni tanto io mi sposto, qui in Italia ho visitato Abano Terme più volte, Lido di Venezia, Jesolo, Quindi sempre nel Carole, Veneto, anche parliamo- a Roma sono Non solo stato. nel Veneto, Sì, beh, dappertutto siamo l'associazione si chiama disponibili. Veneto Camerun. Sì, è il sì, nome, però- ma potremmo fare attività anche in Tra tutta un po' l'Italia. diventerà Italia, Sì. Italia-Camerun. L'obiettivo magari è Per questo. il Ho momento è visitato anche l'inizio, anche nel la futuro Toscana. potrà Certo, cambiare anche. certo. Anche la Potrà Toscana cambiare. ho visitato, mi piacerebbe prendere foto dell'Italia e andare a esporre in Camerun. Andare a far conoscere, questo sarà uno dei progetti. Sì. I vostri connazionali qui in Veneto vi stanno sostenendo in questo progetto? C'è interesse? Sì, sono interessati. Per il momento è una cosa che abbiamo appena iniziato Certo, e certo. Sì, è nuova. progressivamente dobbiamo contattare gli altri. E È un andremo, lavoraccio. sì, andremo avanti con È un loro. lavoraccio da fare. questo, certo, però tanto tante cose da fare. impegnativo. Ci vuole. Tanto sì. impegnativo. Ci vuole. E anche devo portare avanti lo studio. Perché Eh anche beh, quello certo, è importante. certo. Sì. E tra l'altro il tipo di studio che hai scelto di fare, Sì, Collins, io studio ti dovrebbe economia- aiutare. Sì, sì, Economia economia aziendale aziendale. fai, se non sbaglio, Sì. vero? Io vorrei anche essere in contatto anche con diversi anche imprenditori italiani che sono interessati a scoprire l'Africa. Potremmo mettersi in contatto e anche spesso anche fare viaggi insieme. Allora, noi tutte le coordinate le abbiamo date, Sì. abbiamo detto il numero di telefono, la sede, il codice IBAN per aiutarvi, abbiamo sentito quali sono i vostri progetti. Adesso il prossimo passo quale sarà? L'impegno più urgente, abbiamo detto, è trovare una sede. Una sede, Questa è è la cosa prima più cosa da fare. importante. Ma Il prima sede. di trovare di costruire la sede in Camerun bisogna Qui in Italia avete bisogna di bisogno. raccogliere fondi. La raccolta dei fondi, È fondamentale. sì, la ricerca anche dei sponsor. Quindi se abbiamo anche alcune società, alcune aziende che vogliono fare sponsor per noi, sarà una buona cosa e anche potremo anche fare la pubblicità come dire, potremo anche portare quegli sponsor, il loro logo in Camerun. Ah beh, certo. Allora ragazzi, noi abbiamo sentito tutto, abbiamo fatto conoscere questa nuova associazione ai nostri Associazione. telespettatori, vediamo. Spero che vedremo ancora più avanti. Certo, quando ci saranno delle novità importanti Sì, magari sì. ce le venite a raccontare. Grazie. Allora, grazie a Collins Jumeau, Collins Jumeau, presidente dell'associazione Onlus Veneto Camerun, grazie Rotgan a Rotgan Nambu, Esatto. segretario della stessa associazione. In bocca al lupo per le vostre Grazie. attività. Con voi invece in Chiacchiere Caffè ci si ritrova lunedì. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody